Campagna elettorale verso le politiche del 24 e 25 febbraio. Ad Agrigento inaugurato il comitato elettorale di Salvatore Iacolino. Dario Piparo. E di questo, ripeto, dobbiamo sempre riflettere. Grande Sud si appresta al termine della prima competizione politica della sua storia e lo fa con un assetto sostanzialmente rinnovato. La scelta di Miccichè di apparentarsi con Berlusconi ha portato una frattura interna, portando un fedelissimo al progetto come Michele Cimino a tirarsi fuori. Grande Sud ha tentato di riparare all'effetto voce siciliana piazzando uomini di presa territoriale. Su tutti Salvatore Iacolino, già assessore comunale ad Agrigento dal 1997 al 2001, quando il sindaco era Calogero Sodano, e dal 2009 europarlamentare eletto tra le fila del PDL. Dopo le ultime regionali e l'elezione mancata, adesso sposa il progetto Grande Sud, dove concorrerà al Senato da secondo in lista alle spalle di Gianfranco Miccichè. Lo stesso Mario Baldacchino, coordinatore provinciale del partito, parla di Iacolino come il valore aggiunto in vista del 24 e 25 febbraio in occasione della presentazione del comitato elettorale. Grande Sud cambia sostanzialmente l'organo in vista di queste elezioni, ci può essere l'indeterminatezza del risultato, a suo parere quale può essere invece il valore aggiunto? Il nostro valore aggiunto sicuramente è stato l'acquisto dell'onorevole Iacolino, una personalità di grande spessore, di grande capacità, molto seria e stimata dalla società. Speriamo che il risultato sia positivo come tutti ci auguriamo, perché stiamo lavorando e lavorando bene e vediamo che la gente risponde al nostro appello e credo che stia passando veramente il messaggio di valorizzare le nostre forze al sud. Onorevole Salvatore Iacolino, mentre PDL negli ultimi giorni ha lanciato il team della rimonta Grande Sud, come vive quest'ultima settimana in vista delle prossime politiche? Il nostro team è il team per la Sicilia, è in favore della Sicilia, in favore del sud e in favore del meridione. La crescita della Sicilia è strettamente legata ad una scelta responsabile e consapevole da parte della Sicilia, di una classe dirigente che è arrivata a Roma faccia esclusivamente gli interessi della Sicilia piuttosto che piegarli rispetto ad esigenze di tutela di realtà che sono lontane e incompatibili con la Sicilia. Il nostro è un gruppo che vuole decisamente arrivare a Roma, ci vuole un 3%, sono circa 65.000 voti e sono convinto che la provincia di Agrigento vorrà un senatore espressione di questa provincia che faccia certamente meglio di chi già vi è stato in Parlamento complessivamente inteso come due Camere e probabilmente non ha ottenuto quei risultati talvolta minimi che pure erano, come dire, esigibili da parte della nostra comunità. Come già anticipato, questo per Grande Sud sarà il primo banco di prova a carattere nazionale. Alle regionali di ottobre raggiunse il 6%, pari a 115.000 voti, con 5 deputati eletti all'Ars. Per qualcuno un risultato soddisfacente, per altri al di sotto delle aspettative. Abbiamo quindi chiesto a Baldacchino e Iacolino qual è l'obiettivo che Grande Sud si prefigge in vista delle politiche. Noi vogliamo raggiungere, creando una forte deputazione a Roma, il risultato di poter fare valere la Sicilia, cosa che fino ad oggi purtroppo non è stata, siamo sempre stati un po' emarginati. Invece noi vogliamo creare questa forza politica che possa sempre fare valere le nostre ragioni e sono convinto che se la gente recepirà come noi pensiamo questo messaggio ci riusciremo. Si sente di fare una previsione un po' in vista di quello che può essere l'obiettivo finale da raggiungere per ritenervi soddisfatti? La reale soddisfazione di un piccolo partito che è di centrodestra, che ha una guida chiara e inequivoca, è quella di avere una buona rappresentanza nell'una come nell'altra Camera, per fare in modo che l'offerta universitaria possa essere collegata al mercato del lavoro, per fare in modo che gli anziani, i giovani, i pensionati possano sentirsi a fianco di una forza, quella del Sud, che ha come priorità assoluta migliori collegamenti viari. Guardi, quello che è accaduto con il crollo del ponte di Verdura è la cifra concreta di intere classi dirigenti politiche che non hanno saputo fare al meglio le cose che avrebbero dovuto fare. Collegamenti viari pessimi, ci vogliono i fondi comunitari, ma ci vuole una ritrovata compattezza da parte della politica formata da uomini e donne capaci di governare, capaci di proporre, capaci di anteporre gli interessi della Sicilia prima di ogni altra cosa. Possiamo farci e contiamo molto sulla nostra provincia, che è la provincia di Agrigento.